Siamo in un posto magico dove nascono i sogni e le storie. Siamo col maestro Mancuso. Maestro, Buongiorno, buongiorno a tutti. tu Eccoci. sei uno dei custodi dell'arte del conto, dei pupi. Raccontaci un attimo cosa stai facendo e dove siamo. Siamo qui nel mio laboratorio, qui a Palermo, al rione Borgo Vecchio, rione mio di famiglia, dove già dal 1928 con mio nonno nasce questa professione di pupari. Quindi una professione che già dura quasi un secolo, da mio nonno, mio padre con i miei zii, e poi a seguire ci sono io. E già da un bel po' di anni mi seguono anche i miei figli. Qui vedete ci sono tutte queste spettacolari opere che fanno, perché l'arte dei pupi non è soltanto il racconto, ma anche la costruzione, giusto? Certo, giustamente qui abbiamo un laboratorio dove restauriamo pupi, dove costruiamo pupi, dove ci commissionano pupi degli amatori, degli appassionati, ma anche chi giustamente il pupo è un oggetto di valore anche, quindi è un oggetto d'artigianato vero e proprio, perché dal metallo, dai fogli di metallo nasce l'armatura, dal legno le teste, da tronchi di legno facciamo le ossature, perché per costruirne uno del genere se ne vanno quasi 25 giorni di lavori. Quindi è proprio artigianato al 100%, quindi è proprio un artigianato siciliano. Come sai, queste opere tue andranno a Los Angeles, negli Stati Uniti, dove molti siciliani aspettano. Racconta loro la tua visione di quest'arte che si sta perdendo, ma che vuoi preservare. Sono contento che questa nostra intervista giri per l'America, dove tanti americani che vengono qui in Sicilia, a Palermo, come vacanze, sono passati dal mio teatro, quindi quello che ci interessa è che venga divulgata questa tradizione, così non muore, perché più lo sanno, più quando vengono qui in vacanza i nostri americani a Los Angeles e dovunque, New York e quant'altro, quando vengono a Palermo ci vengono a trovare, si vengono a vedere lo spettacolo nel mio teatro, Teatro Carlo Magno della famiglia Mancuso. Saluti, sei disponibile a salutare i nostri amici come chiudete voi i vostri racconti in scena? E vabbè, noi nello spettacolo chiudiamo con tanta gloria severa, grazie a tutti e buonasera, però con tanti siciliani che ci sono in America, sta bene a tutti e l'ogni e recuit.